Eventi avversi gravi in concomitanza con la somministrazione del vaccino AstraZeneca. L'azienda italiana del farmaco blocca precauzionalmente un lotto, l'ABV 2856, al quale appartengono le dosi sospette. La notizia, diffusa pochi minuti dopo le 14, allarma l'Italia intera, già sul chi va là dal mattino, quando si era saputo della sospensione del vaccino AstraZeneca da parte della Danimarca, seguita da Norvegia e Islanda. Nel nostro paese la decisione del blocco del lotto è stata presa dopo il decesso di un militare di 43 anni a Siracusa. Se la morte sia collegata alla somministrazione del vaccino non si sa. Al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità. A scopo precauzionale l'AIFA ha deciso per il divieto di utilizzo. Un certo numero di fiale del lotto ABV 2856 è arrivato anche in Veneto. La regione ha provveduto a bloccarne l'uso, precisando che è attivo un monitoraggio costante delle reazioni avverse che finora non ha fatto registrare episodi di rilievo, ma solo eventi lievi che si possono comunemente verificare dopo l'erogazione. La notizia del blocco ha immediatamente allarmato chi ha già ricevuto una dose del vaccino AstraZeneca, forze dell'ordine e insegnanti, con le chat bollenti. Secondo quanto riferito dal SAPI, il sindacato autonomo di polizia, dosi di quel lotto sono state somministrate a Padova, Trieste e Rovigo nel nord-est, ma dal Dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto non arrivano conferme né smentite. Sono in corso, si legge in un comunicato, tutte le verifiche farmacologiche del caso, i cui esiti è stato chiesto siano disponibili al più presto possibile. La sorveglianza ed il ritiro precauzionale sono da interpretare come una procedura a garanzia della sorveglianza e della sicurezza per le persone a cui il vaccino viene proposto.